Vorrei far provare a quel ragazzo una settimana della vita di Turetta oggi, una settimana della frustrazione che Filippo probabilmente ha vissuto quando non è riuscito a gestire quell'emozione. Forse dopo cambierebbe idea. Gino Cecchettin, parlando a una platea di studenti, si riferisce al 19enne che lunedì scorso ha fatto passare una giornata da incubo a una 18enne padovana e alla sua famiglia, minacciandola con forbici dopo averla trascinata in un luogo appartato nella zona di Mirano. 19enne che in un post sui social aveva definito Turetta un modello. Anche da un punto di vista razionale, ha continuato Cecchettin, non c'è niente da imitare. Io se fossi un giovane di adesso non vorrei minimamente essere paragonato al Turetta che ha fatto quelle azioni come mito o esempio. Veramente c'è tanto da fare se arriviamo a questo. Intanto il 19enne, che era stato intercettato dai carabinieri in provincia di Vicenza e portato in caserma, è stato rilasciato dopo 14 ore con obbligo di firma 4 volte la settimana. E ora la famiglia della ragazza è terrorizzata che torni e faccia del male a lei o qualcuno di loro. Ha spedito addirittura dei video girati nel giardino di casa della ragazza, in cui minaccia di uccidere i suoi animali domestici. I carabinieri, avrebbe raccontato la zia della giovane, ci hanno solo detto di proteggerla, ma cosa dobbiamo fare? Chiuderla in casa? Temiamo per la nostra vita. Sul caso è intervenuta anche l'onorevole Semenzato. Come ho più volte dichiarato, non deve mai essere sottovalutato il racconto delle vittime dei reati di violenza di genere e domestica. Il legislatore, anche di recente, con la legge 168 del 2023, ha messo a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine una pluralità di misure cautelari e di prevenzione anche con riguardo ai cosiddetti reati spia, legittimato peraltro l'arresto in flagranza differita. Mi auguro che chi si sta occupando del caso stia valutando con la dovuta ponderatezza e soprattutto responsabilità il rischio che questa ragazza corre e a cui è esposta, perché la prevenzione è l'unica vera arma che noi abbiamo a disposizione contro la violenza di genere.